Ecco qua. Buonasera. È pieno di fumo, c'erano i dissennatori, un bordello. Buonasera. Buonasera. Come state? Bene, lei tutto bene? Visto che abbiamo il gruppo, un altro... Ah, questo è il gruppo. Sento la musica. Ma questo è stato escluso da Sanremo. Sì. Non ti hai fatto bene. Ti fatto bene. Ma no, cosa ti hai fatto bene? Ma sono bravissimi. Non mi bracenti. Ma che non ti bracenti? Ti andare a marrare. Come ti ammarrai? Ma la smetta. In vigna. Signor sì, lui è il sindaco di dove? Buonasera, sindaco di Sgraffingio. Sgraffingio, provincia autonoma. Siete autonomi? Temos autonomia de vai, gusto che io penso. Fa cantare. Allora, signor sindaco, come va? Non dica parole. No, tutto bene, è iniziato l'anno nuovo, stiamo iniziando di nuovo a lavorare con calma, però stiamo riprendendo tutto in mano. Fa piacere, fa piacere. Sì, ce la manca altro. Poi un paese, Sgraffingio, dove non ci sono problemi. No, è bello perché nel resto dell'Italia sta succedendo di tutto, problemi, comuni, mondezza, cose, rifiuti spazzato a lui, per fortuna voi siete... Sta andando bene. Sta andando bene, però qualche problema ce l'abbiamo anche noi, non è che ce la problemino l'avete anche c'è da mancaiato. E che problema, è piccolo problema? Sì, grazie a Dio, poi con 2 o 3 delibere, Dio ha tutto a posto la situazione, mica vedo cosa pim. No, è beh, lo so che lei è sempre una situazione, anche magari problemi legati al PUC. Al? PUC. Lei sa cos'è il PUC? È sindaco, sa cos'è il PUC. Cos'è il PUC? Lo faccio quasi ogni giorno. Che cosa Il PUC si fa ogni 4 anni, lei quanto lo fa? Scusi, Il PUC, a volte un giorno sì, un giorno no. Ma come? Cioè, il PUC è il piano? Su PUC è piano... Dunque, su PUC. Vabbè, che problemi avete? Dunque, no, vabbè, a parte questo, a fancuffia. Allora, no, il problema fondamentale di BID è Satradi, se molta la perpetua. Mi dispiace. Cioè, allora? Di Grecia. Pace abbia in cielo, ce la manca altro, e l'abbiamo seppellita, ci disunterrata, e in poche parole ci siamo resi conto che sono finiti posti in cimitero. Il cimitero è pieno, non c'è più posto. Non c'ha più luogo. E come fate adesso? No, tutto a posto, grazie a Dio. Ho fatto già abbiamo appaltato i lavori perché dobbiamo ampliare su Camposanto. Certo. Meda, comprendi? Ho capito, e quindi quando finiranno i lavori? No, su Casotto e Custo, in poche parole, ho fatto un'ordinanza, la numero 1008, 1008, sul numero, 10, allora, in poche parole, abbiamo appaltato i lavori e siccome la gente... con questa delibera, con questa ordinanza, abbiamo cortesemente detto alla gente desimorri a luglio o agosto, come t'accabanta a Streballo. Scherzando. Ma quando la gente si muore, mica muore a comando? Desimorri a luglio o agosto, come t'accabanta a Streballo, perché no si morre in casino. Come? Ma non dica queste cose, ma sto scherzando. Ma un sindaco non parla così, ma dai, voi lo applaudite anche. Ma non si parla così. No, non si parla perché è usanza in vita, ci interremo. Ecco solo se c'è la macchiaiato, ma è che la gente aspetta questa ordinanza. No, vabbè, appunto questo è il problema. Quello che sta preoccupando a noi è in poche parole che sta gente non sta rispettando questa ordinanza. Si che morto. Si che sia morto. È normale che si era morto. E cosa pensate di fare? No, abbiamo già mezzo risolto la situazione perché, in poche parole, considerato il fatto che non abbiamo più soldi in paese per lastricare il centro storico, la strada del centro storico, ho fatto una delibera in base alla quale si sotterrenza gente nella strada del centro storico. Sta scherzando? No. Ma come te la mettete dentro la strada? Ce la manca non si scherzando, sono cose serie queste, mica... No, l'abbiamo fatto questa cosa qui perché in poche parole i parenti comprano la lapide e a bella bello si usa lastricando tutta questa strada. Ma cosa l'applaudite che ne diamo? Non date a passo. Ma se uno vuol mettere un fiore nella tomba della... No, abbiamo già predisposto anche quello. Per quanto riguarda fiori, abbiamo ai lati della strada il marciapiede con fioriere e aiuole. I parentesi mettono i fiori e noi abbiamo risolto anche il problema verde pubblico a costo zero. Altro problema avete risolto? No, adesso stiamo cercando anche i cicchendi dei assessori preposto del rispetto a questa cosa e in poche parole stiamo cercando di far spegnere i lampioni nella strada e lumicini sulla strada. Che luci è questo? Vabbè, luci... No, però risparmiamo, comprende? Quindi io sono venuto qui cortesemente, che mi fate fare un appello. Faccia l'appello veloce che il tempo stringe. Se volete, in poche parole, potete bene si morre in vita. Ci abbiamo, in poche parole, predisposto il piano, non vi facciamo pagare il suolo pubblico. Forse si sa lastra, vero? La lastra è usanza a portarla, ok? Grazie, sindaco di Sgraffingio. Arrivederci. Grazie. Ciao.